Vede come icone positive e come hai approfondito, se vuoi raccontarci qualcosa, un particolare dei tre personaggi, un particolare solo di ognuno. Sì, allora, l'umanità è una domanda un po' vaga, però penso che si interpreta bene quello che volevi chiedere, è come mai il personaggio negativo è anche di aspetto di umanità, giusto? Vorrei proprio andarci direttamente, ma così. A parte che è così, nel senso che sia in letteratura che nella vita c'è ovvio che c'è del bene e del male, eccetera. E poi guarda, stranamente, era strano, però ad alcuni, a Anna, anche a altre persone che hanno presentato con me il libro, piace Ezio, oppure alcuni lettori sono molto affascinati del Manno, del personaggio negativo, perché c'è un amico, un collega scrittore che dice che il diavolo ha sempre battute migliori, e comunque anche la violenza e il male sono un'essenza molto universale, per cui esatto, e per parlare di umanità anche quello è umano, per quello è animalesco, e quindi il lavoro su Ermanno è anche quello non solo di scrivere un personaggio specifico, ma anche un po' di andare a sentire la eco che abbiamo dentro di noi, del piccolo Ermanno che è in noi. Esatto, perché però poi, esatto, quando lo scopri magari capisci molte cose, anche le meccaniche di cose che cadono a te e agli altri, eccetera. E quindi quello è particolare, forse vogliamo rimanere in ambito quasi astratto piuttosto, perché altri particolari specifici io non so se c'è un interesse specifico, ma poi io potrei dire che cosa, ecco, potremmo fare un gioco fuori dal romanzo, potrei dirvi cosa secondo me mi ha chiesto, ma le reazioni, questo romanzo, potrei dire sicuramente che se Ermanno potesse dire a Gino cosa ne pensa del fatto che lui poi ha scritto questo libro, gli direbbe imbecille.